Con numero 9. Vince la Savino del Bene Scandicci al tiebreak dopo oltre 2 ore e mezza di battaglia. Brescia conferma quanto di buono già fatto vedere con Casalmaggiore e dopo un primo set in cui parte contrata mette la freccia e si porta avanti 2-1 sotto i colpi di Merritt Jasper e Lea Zvetnic. Nel quarto set Scandicci riprende in mano le redini del gioco e grazie ad una Megan Courtney davvero in giornata porta il match al tiebreak. Nel set decisivo parte meglio Brescia, 5-1, ma subisce il ritorno della Savino del Bene Scandicci che sotto i colpi di Vasileva, dentro per Pietrini, ribalta partita e punteggio, chiudendo 15-12. MVP del match è il libero di Scandicci Enrica Merlo. Per Brescia non sono bastati i 19 punti di Lea Zvetnic e di 17 di Merritt Jasper ad evitare l'8ª sconfitta al tiebreak della stagione. Abbiamo bisogno di punti e di migliorare anche sul piano del gioco, cosa che stasera secondo me abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle ultime 2-3 partite, però almeno abbiamo portato a casa la vittoria che era l'importante questa sera.